E adesso passerei a presentare la parte novecentesca dell'era, diciamo, di quest'area, che è quella appunto del vecchio ospedale che è stato inaugurato nel 1906. Abbiamo un secolo di storia, dal 1906 al 2008 quando è stato demolito, e questa parte di storia fa parte anche questa della storia della città di Mestre, in quanto l'ospedale è stato voluto ed edificato dal comune di Mestre prima di essere soppresso nel 1926, e quindi fa parte proprio della storia della nostra città, che in quel periodo, nel primo del Novecento, ha avuto uno sviluppo urbanistico notevole. Uno degli esperti, diciamo, di questa parte storica è Claudio Pasqual, ricercatore storico di Storia Mestre, che ha scritto molto, diciamo, su questo fotogramma della città. Claudio. Grazie e buongiorno. Allora, la data di nascita dell'ospedale Umberto I è una cifra tonda, in realtà è il 1900, quando il comune delibera l'istituzione di un ospedale a Mestre, individuando qui nell'area di Castelvecchio il sito per il nosocomio. Lo stanziamento è insufficiente, 30.000 lire, quindi si chiama in soccorso la munificenza privata. Che risponde in maniera considerevole, tanto è vero che nel 1936 si calcola che fossero 2 milioni e mezzo di lire la somma raccolta. Fondamentale nella fase iniziale è la figura di Pietro Berna, che i mestrini conoscono per via dell'omonimo istituto scolastico che ha fondato. Pietro Berna, farmacista, notabile locale, cattolico fervente, più volte sindaco, una figura di primo piano della storia di Mestre, e non solo, anche della provincia di Venezia, che nel 1904 regola finalmente i conti con la proprietà del terreno, donando il terreno stesso al comune, fa erigere l'ospedale a ente morale, conferendogli personalità giuridica, e diventa quindi, anche per questi suoi meriti, nel 1906 il presidente del consiglio di amministrazione. Il primo padiglione, come diceva Monica, viene inaugurato nell'aprile del 1906 ed è il padiglione Pozzan, intitolato al medico primario Tullio Pozzan. Seguirà poi nel 1915, accompagnando la crescita della popolazione mestrina, che già in questa fase è piuttosto considerevole, il padiglione Cecchini, che porta il nome di un altro benefattore, 100.000 lire la sua donazione per la costruzione del padiglione, Cesare Cecchini, imprenditore, già sindaco di Milano, assessore comunale. Immediatamente dopo la guerra, ecco il terzo padiglione, il padiglione Rina de Zottis, che impiega 7 anni per essere realizzato, ed è l'occasione per il primo episodio, diciamo, tentativo di chiusura di questo ospedale e di trasferimento dell'ospedale in altra sede. Deve ospitare il reparto sanatoriale e lo fa vicino al macello, che sta a poca distanza da qui. Il sindaco di allora, Paolino Piovesana, sindaco fascista, siamo nel 1924, medico anche lui e presidente dell'associazione antitubercolare, sostiene che è il caso di trasferire l'ospedale in altra sede. Avrebbe individuato già l'area in zona Villa Tivan, Borgo Pezzana, per motivi igienico-sanitari, ma non solo. Si prevede una crescita della città anche in quest'area, e Piovesana teme un ospedale incapsulato in mezzo agli edifici, intrappolato, diciamo, fra le costruzioni, con problemi di tipo logistico organizzativo. Parte subito la polemica e una forte opposizione trasversale, che prescinde, diciamo, dall'appartenenza politica. Ci sono ex democratici, ex socialisti, c'è il medico fascista Mareschi, che, diciamo, crea un comitato contro il trasferimento e si oppone portando 2 ragioni. La prima è l'affezione dei mestrini per quest'opera, che sentono come propria, che rappresenta un vanto per la città.
e la seconda è, diciamo, il fatto che qui comunque c'è spazio per ampliare l'ospedale, come poi prevederà anche il piano rosso, il piano regolatore Antonio Rosso del 37, poi non approvato e quindi abortito. Cosa temono quelli del comitato? Che dietro ci sia un partito degli immobiliaristi che vuole speculare sulle aree. Ed effettivamente quando si va a votare, il provvedimento è bocciato da 24 consiglieri su 29, i 6 che hanno votato a favore sono o proprietari di terreni nell'area o tecnici o professionisti del ramo costruzioni, per esempio Domenico Tognolo, che ha costruito mezza Mestre realizzando per esempio il teatro e la galleria. In effetti dietro al progetto Piovesana c'è un'idea di città, un'idea moderna, capace di portare verso alti valori immobiliari, tanto è vero che Piovesana, non direttamente ma attraverso un articolo anonimo, ma sicuramente da lui ispirato sul Gazzettino, polemizza con gli oppositori del trasferimento sostenendo che hanno, diciamo, negato a Mestre la possibilità di un grandioso futuro industriale, commerciale, no? Tacendo sul fatto che ormai Mestre è prossima ad essere aggregata a Venezia, insomma il suo destino è quello di periferia anonima, siamo un dormitorio industriale. Fra le due guerre non si verificano grandi novità, resta il problema di un ospedale che risulta piccolo rispetto alle esigenze della sanità pubblica, sebbene supplita da Villa Salus o il Policlinico San Marco o la Villa delle Rose a Marghera, che sono nel frattempo sorte, diciamo, e sono operative. Il piano regolatore del 62, quello approvato, no? Quello prevede il trasferimento dell'ospedale, oltre la circonvallazione est, oltre Viale della Libertà, Viale Martiri, scusate, della Libertà, Via Martiri della Libertà. Però cosa succede? Succede un po' quello che è successo ai tempi del De Zottis, si approva il piano regolatore ma intanto viene costruito il padiglione nuovo su via Circonvallazione con l'ingresso nuovo, il pronto soccorso nel 62 e nel 66 si posa la prima pietra del cosiddetto monoblocco, quindi l'ospedale rimane qui, l'ospedale è salvo, Umberto I continua a funzionare. Sì, negli anni 70 si matura un po' in tutte le sedi, senza grandi perplessità, l'idea appunto del trasferimento dell'ospedale. Viene individuata l'area, diciamo, nei terreni di Zelarino che stanno dove adesso c'è l'area Auchan, no? Però la faccenda si allunga molto. In realtà prima di Zelarino si era pensato di costruire l'ospedale in zona Carpenedo ed era stato chiamato a redigere il progetto il famoso architetto Carlo Monino, progetto che viene effettivamente presentato ma che viene accantonato, bocciato, perché l'area su cui dovrebbe insistere il nuovo ospedale è occupata in parte dall'ultimo lembo di un bosco planiziale, il Tinto. Si oppongono gli ambientalisti e Italia Nostra e il progetto va in fumo. Passano alcuni anni, si ritorna diciamo, al progetto di un nuovo ospedale, si individua appunto l'area di Zelarino, il comune acquista l'area per una cifra che supera i 3 miliardi e di nuovo tutto si blocca. E di nuovo le esigenze della sanità chiedono di potenziare le strutture. E quindi a fine anni 90 la storia si ripete, Mestre è una realtà di ricorsi vichiani e la USL decide la costruzione del monoblocchino, il quale viene inaugurato nell'aprile del 2003 e Galan in sede di inaugurazione. Padoan, il presidente della USL, parla di periodo ponte. Galan, volendo parare le critiche che sicuramente ci sono state, dice non sembri questa, diciamo, una spesa a fondo perduto.
Sappiamo che fra 4 anni questo ospedale chiuderà, se ne aprirà uno nuovo, ma il Veneto vuole offrire ai suoi cittadini, ai cittadini italiani, una sanità di qualità, investe e non spende i soldi. Abbiamo fatto l'operazione con intelligenza. Galan si sbaglia soltanto di 1 anno, è incredibile, trattandosi di politici e amministratori, perché nel 2008 effettivamente è pronto l'Angelo e nel 2009 comincia la demolizione parziale, perché i padiglioni storici vengono conservati, dell'Umberto I. Dice che l'operazione è stata condotta con l'intelligenza. Il responsabile della demolizione dice che il monoblocchino è andato giù con estrema facilità. Perché? Perché non era di calcestruzzo. Quindi forse l'intelligenza dell'operazione è consistita proprio in questo. E siamo dunque giunti alla fine. È il giugno del 2008, chiude il pronto soccorso, l'ultimo reparto, entra in funzione l'ospedale dell'Angelo e qui si chiude la secolare, perché sono 102 anni, la secolare storia dell'Umberto I. E qui la storia si ferma, perché, diciamo, come era nel 2008, ad eccezione del parcheggio, così è rimasta l'area. No, anzi è degradata, perché i padiglioni stanno andando in rovina. All'inizio del Novecento Mestre si appresta a diventare, da un paesone che come era sempre stato, una città. Pensate che fra il 1901 e il 1921 la popolazione di Mestre raddoppia da 11.000 a 21.000 abitanti ed è l'aumento di popolazione più alto in tutta Italia. Diventando città, fra tanti altri servizi, che non aveva Mestre, ha bisogno anche di un ospedale che serva non soltanto Mestre, ma anche il territorio circostante. E quindi proprio nel 1900, esattamente nel 1900, si decide di istituire un ospedale di creare un ospedale a Mestre, intitolandolo, perché siamo all'indomani dell'assassinio del re, Umberto I. E allo stesso modo Umberto I anche la Piazza Maggiore. I soldi che ho stanziati dal comune, 30.000 lire, non sono però sufficienti e quindi il sindaco Conte Jacopo Rossi pensa di lanciare una sottoscrizione creando un comitato esecutivo per la costituzione di un ospedale in Mestre, il quale raccoglie nel giro di 2 anni la somma di 50.000 lire attraverso rappresentazioni teatrali, pesche di beneficenza, sottoscrizioni, feste popolari e in altre forme. C'è un problema col proprietario del terreno individuato in quest'area di Castelvecchio, una questione di soldi, ma la generosità dei mestrini interviene di nuovo a risolvere la questione. Generosità grande, perché Pietro Berna, già sindaco, persona molto facoltosa, uomo molto conosciuto in città, acquista il terreno e lo dona al comune. E nel 1906 nasce l'ospedale, viene inaugurato l'ospedale precisamente il 16 aprile, con appunto l'apertura del padiglione Pozzan, che è il primo nucleo dell'ospedale Umberto I di Mestre. Okay. Allora ringraziamo Roberto Stevanato e Claudio Pasquale che ci hanno fatto fare un viaggio storico all'interno dell'area dell'ex Umberto I, che ha molti segni del passato, ma secondo noi forse anche qualche segno del futuro, nel senso che questa area potrebbe essere valorizzata anche per le future generazioni e credo che la storia di Mestre è passata di qui in tutte le sue ere ed epoche storiche e potrebbe passare anche il futuro. L'auspicio è che ci sia ragionevolezza nell'utilizzo di quest'area. Ci sono tutte le motivazioni per queste ragioni che stiamo portando, ma ci sono anche
diciamo, tutte le consapevolezze di tutte le altre ragioni. Credo che una soluzione che contempli le diverse esigenze si possa sicuramente trovare con beneficio di chi ha investito su quest'area, ma anche con beneficio della città a cui quest'area storicamente e affettivamente appartiene. Chi mi ha preceduto ha detto tutto, io mi limito a ringraziare Monica e il comitato per l'opportunità che ha offerto a me, a Storia Mestre, di portare in questa occasione i risultati dell'impegno di ricerca storiografica dell'impegno civico della mia associazione. Grazie. Grazie.